Straordinario miracolo, donna risorge per intercessione di Padre Pio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un miracolo straordinario che è accaduto quando Padre Pio era ancora vivo. Negli anni 60 c'era una donna, figlia spirituale di Padre Pio, signora devotissima al frate di San Giovanni Rotondo e madre di 5 figli, amata in famiglia dal marito, dai suoi cari. Era nota per essere una donna molto molto devota, una proprio di quelle anime sante che al termine della loro vita terrena sicuramente, ecco, sono già in vita, insomma, in odore di santità e sicuramente al termine della loro vita terrena avranno come premio il paradiso. Purtroppo, ecco, questa signora tanto devota di Padre Pio e buonissima madre di famiglia e buona moglie, nel periodo quaresimale di un anno, ecco, non precisato, siamo però negli anni 60, si ammalò gravemente. E purtroppo il verdetto dei medici fu implacabile. La signora era molto grave, le rimanevano soltanto pochi giorni di vita. Ecco allora che suo marito si recò al convento di San Giovanni Rotondo per implorarlo di intercedere per la salvezza della moglie. E Padre Pio in un primo momento promise che avrebbe pregato per questa signora, però qualche giorno dopo, nonostante, ecco, si continuasse appunto a fare pressione affinché questa signora potesse godere, insomma, delle preghiere di intercessione di Padre Pio si chiuse in un silenzio e non disse più nulla. Pronunciò soltanto questa frase, disse: questa signora risusciterà il giorno di Pasqua. E tutti rimasero perplessi, sconcertati di fronte a questa frase e anche un po' increduli. La Quaresima intanto andava avanti fino a che il giorno del Venerdì Santo questa signora purtroppo cadde in uno stato di incoscienza a cui seguì un coma e poi questa signora purtroppo morì. E chiaramente i familiari prepararono i funerali per darle l'ultimo saluto, ma si venne a sapere che intanto Padre Pio, che aveva già saputo della morte della signora, continuava a ripetere: questa signora risusciterà il giorno di Pasqua. E quindi ecco, non diciamo, si decise di non provvedere subito alla sepoltura, essendo morta di Venerdì Santo. Chiaramente, ecco, si preferì aspettare il sabato notte, insomma, prima di procedere a tutta la prassi, insomma, indicata dalla legge in questi casi. E si arrivò quindi dal venerdì santo alla notte di Pasqua, proprio alla messa di mezzanotte, che è un momento clou, insomma, in cui tutto il popolo di Dio aspetta la risurrezione di Cristo dai morti. Ecco che nel momento in cui nelle varie chiese fu declamato il Gloria e le campane finalmente furono sciolte e cominciarono a suonare all'impazzata per celebrare appunto la vittoria di Cristo sulla morte, ecco che anche Padre Pio in quel momento era intento a celebrare la messa. E a un certo punto
davanti a tutti i presenti scoppiò in lacrime. Nello stesso tempo, nello stesso momento, a casa di questa signora accadde un fenomeno straordinario e inaspettato. La signora si risvegliò e risuscitò dai morti esattamente come Padre Pio aveva annunciato. Questa signora, come se nulla fosse, scese dal letto, si inginocchiò e professò per 3 volte il credo. I familiari, commossi e felicissimi, le chiesero sbigottiti cosa fosse accaduto in quei momenti in cui tutti ormai la credevano morta, e lei rispose: "Ah, sapete, salivo contenta, piena di gioia, ma quando stavo entrando in una grande luce, inspiegabilmente sono tornata indietro, sono tornata giù tra voi."